Siamo con Rocco Bortone, buonasera. Buonasera. Buonasera, il quale clamorosamente non è tra i 100.000 italiani fortunati che hanno acquistato e letto il libro del generale Vannacci. Siamo qui per chiederle conto di questa, non lo so come definirla, svista, disattenzione, incuria, cos'è, perché non ha letto, non ha comprato il libro del generale Vannacci? Persona peraltro simpatica, deve essere molto intelligente, anche colto. Per me è un po' difficile anche da capire, non riesce ad entrare nel problema del generale. Diciamo che il generale ha un problema. Ecco, la fortuna editoriale del libro del generale Vannacci sta nel suo talento scrittorio, in particolare la capacità di alludere a cose che poi non dice. Per esempio lui dice in sostanza che i froci sono da condannare, ma non dice come. Per esempio non auspica, non lo so, la riapertura di Auschwitz. È molto bravo, vero? È molto delicato, è una persona delicata che, diciamo, lui cerca di allontanare gli omosessuali affinché vivano in campi dove possono stare bene, possono essere felici, e quindi ha ragione. Non sbaglia, non è proprio sbagliato se ci pensi bene. Io ho invidia di questo generale perché lui è anche un bell'uomo, diciamocelo. Si presenta bene, però appetibile. giustamente si presenta bene, preferirei non presentarlo, ecco. La Diciamo ringraziamo così. molto per questo suo illuminato parere Acuto, sull'opera, direi acuto. l'opera del secolo, che noi consigliamo a tutti. Salutami tanto Vanna era Vanna Marchi poi. Quella era Ma Vanna ecco, Marchi. avevo un dubbio, sarà mica Vanna Marchi travestita?